Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me. Ma soprattutto bentornati a voi, assolutamente, assolutamente, anche perché queste dirette sono fatte giustamente per tutti voi che volete condividere un po' le vostri pensieri e riflessioni con il sottoscritto riguardo a questo gioco, altri giochi o quello che sia. Oggi siamo in un periodo Odyssey, quindi stavo entrando in gioco e mi sono domandato e dato alcune risposte già da solo, così evviva. E scusate lo schermo nero, adesso sto andando a caricare tutto perché Windows ha deciso di caricarmi il gioco su un desktop virtuale sbagliato e quindi ho dovuto chiudere tutto, adesso sto riavviando, dategli un attimo che parte e si avvia. Mentre avvio Odyssey, che dovrebbe partire qui adesso orora, e vado anche a regolare un attimo una cosetta, perché mi sono reso conto che nell'ultima diretta l'audio di gioco era un po' troppo alto rispetto alla mia voce e quindi voi nel caso fatemi sapere cosa preferite, se il volume di gioco un po' più alto o il volume un po' più basso. Vabbè, questa è la mega presentazione solita a cui ormai siamo tutti stra abituati e mentre carica vado appunto a regolare e abbassare un peletto i volumi di gioco. Eccoci qua. Allora, ieri sera mi è capitata una cosa strana, finalmente ho avuto un attimo di tempo, pace e tranquillità per entrare dentro questa cosa qui che è Odyssey, che vedete. Mi sto incasinando con la telecamera, sì, ok, che vedete di qua, ok, e ho avuto modo di farmi una partitella con calma, valutare alcune cose e rivalutarne altre. E mi sono anche detto, Virus, ti manca una cosa fondamentale per fare i video riflessivi, ma non solo i video riflessivi, per fare lo streaming. Perché oggigiorno pare che ci sia un item assolutamente indispensabile per fare le dirette. E finora, già non si vedeva il faccione, adesso che si vede il faccione, mi dà la possibilità di mettere l'oggetto in assoluto cardine per qualsiasi streamer e content creator. Di cosa sto parlando? Lascio a voi le valutazioni, scrivetemelo pure in chat cosa pensate che sia questo item e tra qualche minuto lo andiamo a vedere. Ce l'ho anche già qua davanti, ma è fuori dalla telecamera e tra un po' lo riveleremo, questa grande rivelazione. Nel frattempo torno in solo play, non mi ricordo più dove avevo abbandonato la nave in una missione che mi aveva proprio mandato fuori di testa e questo fa parte delle riflessioni in gioco. Allora, ho visto anche i vostri commenti e come ho detto ci sono stati commenti positivi, commenti negativi, critiche, un po' di tutto. Alla fine YouTube è questo e ognuno ha la sua opinione e ha le sue idee, con alcuni diciamo delle vostre posizioni concordo, con altri non ho concordato. È un discorso di preferenze personali, ognuno ha le sue e ben venga anche condividere le proprie. Tante volte, in tanti casi, e mea culpa, ovviamente, ho rivalutato tanti aspetti che invece prima, ma non solo in questo gioco, in altri giochi, guardavo da un punto di vista sbagliato. E questa cosa riguarda anche Odyssey, cioè i problemi ci sono, ce ne sono e sono tanti, e la maglia della birra li conferma, ok? Siamo tra l'altro su un pianeta con atmosfera, visto che siamo qua, ve lo faccio vedere anche perché devo aver fallito una missione esattamente, subito, neanche a dirlo, no, 21, dai, mamma mia, esc. Uh, sì, ecco qua. Perché? Perché mi sono girati i maroni con sta missione. Ho fatto tutto, ho fatto il power regulator, eccetera, eccetera. Non riuscivo a spegnere i fuochi. Perché ho girato questa base da cima a fondo e non sono riuscito a trovare dove andare a spegnere i fuochi. Era tardi, dovevo andare a letto, ho lasciato tutto là e ho detto vaffanchiapola e resta lì. Quindi, cosa dicevo? Ci sono degli aspetti anche dentro Odyssey che secondo me vanno rivalutati. Ci sono tante cose belle da fare, da rivedere e magari anche da rivedere in un'ottica diversa. Purtroppo negli anni ho notato che ci siamo abituati un po' a questi, chiamiamoli glitch exploit, ok, No Man's Sky Docet, che ci consentivano di bypassare completamente i tempi di gioco per arrivare al risultato in qualche giorno, al limite proprio anche all'interno di una serata o di un paio di serate. E quindi questa cosa secondo me è stata un po' deleteria nei giochi perché ha ucciso un po' quello che viene definito il game loop, che è la nostra progressione all'interno dei giochi. D'altra parte
ok? Perché nascono queste cose? Perché ovviamente i giochi sono diventati un po' più tossici di una volta e per ottenere anche delle cose basilari richiedono una quantità di ore di gioco sconvolgente. E quindi dopo un po' la gente si stufa e se come me non avete tanto tempo cercate... Ah, non gli va bene? Vabbè. E quindi tanta gente, me compreso, questa cosa non piace e quindi cosa succede? Succede che cerchiamo delle scorciatoie, perché il tempo che abbiamo a disposizione è talmente poco che non possiamo dedicare tutto il tempo che il gioco ci richiede per ottenere un risultato. Cioè, cosa voglio dire? Se ho un lavoro, ok, e posso giocare un paio d'ore ogni tanto, nel momento in cui devo fare un upgrade, per esempio, di una tuta dentro Odyssey, ci metto un mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi, cosa che un giocatore che può dedicare 4, 5, anche 6 ore, sì, giusto, qui è tutto vuoto, vabbè, tanto la missione è fallita, andiamocene via da di qua. E un giocatore che invece ha 4, 5, 6 ore al giorno da dedicare a questa cosa ottiene già subito tutto. Quindi c'è questa disparità di tempi che porta gli sviluppatori a trovarsi, da un certo punto di vista, in difficoltà nella costruzione di contenuti che possono essere giocabili sia dal giocatore che ha più ore che dal giocatore che ha meno ore. Da un altro punto di vista, ciao Domenico, benvenuto, lo stesso problema mio, buongiorno, poi ho risolto. Aspetta, perché ne ho dette di cose nel frattempo. Illuminami un attimino. Ti chiedo perdono. Ok, un attimo che mi levo da sto sasso. Che comunque anche le atmosfere, insomma, i pianeti atmosferici non sono malaccio, aggiungono quel tocco di colore che prima mancava sui sassi senza atmosfera. Comunque, sì, appunto, Domenico, se puoi illuminarmi perché ho affrontato vari argomenti, anche se più o meno tutti sulla stessa riga, ma... Ah, l'incendio. Ok, perfetto. Eh sì, ci sono delle missioni, soprattutto nelle culture idroponiche o cose del genere, che è un casino, è un casino. Nelle basi, sì, 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 sì. E questa è la prima che mi succede perché di solito nelle altre sono riuscito mediamente di solito a finirle sempre correttamente. In questo caso purtroppo no. Anche se sono tornato al sistema di Ciambo Ciambo, no, non lo voglio più vedere questo sistema perché è un'altra cosa di cui parlerò in relazione alle riflessioni in gioco. Quindi, ragazzi, votate nella chat, rifacendomi all'introduzione del video, votate nella chat secondo voi qual è l'item che ogni content creator deve avere assolutamente ogni giorno se ci mette il faccione, cioè un item indispensabile per essere considerato un content creator a tutto tondo, il 100% o quello che sia. Votate e scrivete nella chat. Ok, adesso mettiamoci qua. Ok, vado in un sistema militare, sono già in un sistema militare, ma voglio andare su un altro sistema militare. Che perdita di tempo sta nuova interfaccia, è carica, è fai, è briga, e sbariga, e... Ma va che robe, ma che robe. Detto proprio in Veneto, me magno un sacco di tempo. Vabbè. Ed ecco qua l'ESC dalla Galaxy Map che mi riporta al menu. Forse perché bufferizza il comando ESC, non lo so, ma penso che questa cosa non dovrebbe succedere. Comunque, piccole cose. Comunque, allora, riguardo alla domanda, Domenico, sì, c'è un item specifico che ogni content creator oggigiorno deve avere. È un item fisico, non è un item digitale. No, per risponderti no, non faccio parte di nessuno squadron al momento. Avevo provato anche a crearne uno, ma ho detto no, io sono abbastanza un cane randagio all'interno di questo gioco. Ho partecipato ad attività con altri squadron, sto attendendo anche che Nemo ritorni operativo e magari se qualcuno vuole, magari si può anche fare qualche partitella insieme ogni tanto, però diciamo che sono tornato a essere un po' così, un mercenario solitario che se ne gira per la galassia e dove serve interagisco. E quindi così. Ok, andiamo a mettere i motori al 75%, dirigiamoci verso la stazione, completando un attimo l'introduzione del discorso sulle riflessioni e sui tempi di gioco e varie cose. Allora, ieri sera, dopo una settimana di lavoro, ti metti lì con calma, dici ok, il telefono è messo da parte, attacco il mio giochino, mi metto qui in relax, ho finito di mangiare, ho chiuso tutti i discorsi, i casini, le email, le banche, le varie cose
E noi siamo sempre... Ah, perfetto, perfetto, guarda, mandami un commento nel video se vuoi anche cercare altri giocatori che vogliono partecipare. Il canale di Virus 101 è attivo anche per quello, e non solo il canale YouTube, passa anche nel Discord, il link è nella descrizione del canale, che dopo magari ci facciamo anche quattro chiacchiere in gioco. Io gioco ogni tanto, quindi non sono un giocatore così assiduo all'interno di questo gioco, e molto probabilmente tra un po' andrò a trattare anche altri giochi nel mio poco tempo. Comunque, dicevo, ieri sera in molta tranquillità mi sono messo lì e ho detto cominciamo con calma. Mi servono suite schematics, weapon schematics, rallento un attimo che mi do il tempo per farvi vedere, e comincio a cercarle. Non è andata male. Come vedete, building schematics sono arrivate a 19. Andiamo giù. Suite schematic sono arrivato a 17, che non è male. Oh, mamma mia, ho preso paura. Ok, perché ho trovato finalmente, dopo ore e ore e ore, un arsenale dove andare a farmare quegli elementi. E quindi, e quindi, sono stato lì. Dopo un po' di farming mi sono rotto i maroni. Potevo andare avanti per ore e ore e ore e ore e ore. Ho detto, ok, adesso ho già abbastanza delle schematics che mi servono per passare dal grado 2 al grado 3 della mia Maverick Suite. La Dominator la farò magari più avanti, quando mi sono fatto un po' le ossa e mi sono segnato un po' di sistemi dove andare a fare le cose. Mi serve il grafene e un altro... dai, mi serve il grafene e un'altra cosa, il carbon fiber plating... pronunciamolo bene, carbon fiber plating o qualcosa del genere. Mi devo mangiare le parole, quando sono ubriaco parlo meglio in inglese. Comunque, chiusa parentesi, andiamo avanti. E dico, ok, dove trovo il carbon fiber plating? Ovviamente controllo un attimo online, consigliano di andare in sistemi militari in status di war per trovare delle installazioni di vario genere, tipo industriale o similare, e vado in un sistema del genere, in un sistema military in Civil War, all'interno del background simulation del gioco, e le uniche installazioni che riesco a trovare... Perché ho mappato sto high coso site? Non voglio quello. Sto andando sbagliato? Più o meno no, ma praticamente sì. Comunque, vado lì e l'unica cosa che trovo sono stazioni agricole, idroponiche e cose del genere. Allora, ok, un po' di varietà. Ciao Sabrina, benvenuta. Sì, buonasera, dai, buonasera. Di solito faccio la sera, ma oggi dai, sono nel primo pomeriggio, con un po' di riflessioni mie personali, comunque, e di esperienza mia all'interno del gioco. Allora, sono lì, cerco queste missioni per andare in un'area industriale, in un mining, in un settlement disastrato, sono in un sistema militare in status civil war, e l'unica cosa che mi mandano a fare, ok, è trovare settlement dove coltivano il grano o fanno cose del genere. Allora, riallacciandomi al discorso di prima, nelle poche ore che un giocatore ha, si documenta, dice ah ok, devo andare lì, trova il sistema, si mette lì e non trova quello che sta cercando. E a quel punto deve sfruttare l'RNG del gioco e cominciare a guardare questo e quello e quella. Quindi, dopo 8 ore di lavoro, il paio d'ore che un giocatore normale può dedicare a questo gioco, ok, deve passare una settimana solo a trovare dove fare le cose, e non ha ancora fatto niente. Quando trova il dove, può iniziare a fare il cosa, per capirci. E sinceramente a me non è piaciuta molto questa cosa, per cui consiglio mio personale: cercate video di chi ha già fatto esperienza, andate a vedere in che sistemi fanno le cose, dirigetevi lì. Se non avete molto tempo fate così, perché dopo da lì le cose diventano interessanti. Il gunplay non è ai livelli di un vero FPS, lo sappiamo, ma dopo averlo affrontato con un punto, guardandolo da un punto di vista differente, anche con dell'equipaggiamento di base si può fare qualcosa, e può anche essere divertente. Quindi mi sto un po' ricredendo su questa cosa che inizialmente non mi era piaciuta più di tanto. Quindi lo dico proprio così, con tutta la sincerità. Si può cambiare idea.
ok? E questo è il mio discorso, la mia esperienza, le mie riflessioni che ho fatto. Quindi il problema in Elite non è tanto le Space Legs di per sé, è il come sono state gestite alcune cose. C'è una cosa però, per esempio, ok, facciamo il giretto della stazione, è una stazione di piratozzi, bene, dovreste essere un sistema anarchico forse, ok. Allora, dicevo, non è il fatto di averle fatte queste cose, ci sta, aggiungono contenuti e cose da fare all'interno del gioco, la cosa va sempre bene perché abbiamo più cose noi da sperimentare, da divertirci o da cercare di divertirci o quello che sia, è il come. Perché quando io riattivo il power su un settlement devo poi combattere con della gente. Capisco il fatto che arrivo e ci sono dei pirati lì che hanno saltato il settlement, ma non capisco perché tante volte quando ho riattivato il power, la stazione tornando operativa non comincia tra l'altro a sparargli. Le torrette diventano attive. Perché questi pirati dovrebbero tornare sulla stazione dopo che l'hanno depredata, l'hanno fatta saltare per aria o quello che sia? Ci sono tanti perché. Quindi da ex Game Master di Dungeons and Dragons e anche altri giochi di ruolo nei passati periodi ho avuto modo di fare la mia esperienza nel bene e nel male, sessioni andate bene, sessioni andate male, cose che ho sbagliato io personalmente che dopo ho imparato a non fare o ho cercato di non fare, a volte con successo, a volte un po' meno, sapete la nostra testa è abbastanza dura a volte. Comunque, cosa succede? Da costruttore io personale di scenari, di missioni e di cose del genere, ho trovato un po' superficiale e sterile questa cosa. Quindi non mi sento personalmente legato a nulla all'interno di queste missioni. Sono un po' missioni un po' fine a se stesse. Vai, fai la missione, ti danno lo zuccherino e dopo te ne torni a casa e tanti cari saluti, tutti contenti. Per carità, ci sta, il game loop non è ancora finito, devono aggiungere tante cose, per carità, assolutamente nessun problema. Ma almeno io finora non ho mai trovato un gioco che mi dice qui trovi quella cosa, magari la wiki o quello che sia, ti dicono qui trovi quella cosa, vai lì, vai tranquillo, uccidi quel mostro, droppa quell'item con questa percentuale di probabilità, quindi sapete se è un item raro, meno raro, quello che sia, oppure andate in quella zona per trovare quei mostri, ok, qui non succede, perché è tutto troppo basato sull'RNG. Io adesso spero che il gioco mi sconfessi, lo spero vivamente, mi dica no, pam, schiaffone in faccia, virus non è così. Andiamo a vedere. In un sistema militare quale siamo ora, andiamo a esserne anche sicuri che magari non lo dico e poi ho detto una boiata, tante volte mi capita purtroppo. Navigation Galaxy Map, ok, sì, LHS 475, se lo selezioniamo Military Refinery, ok? Quindi è un sistema di tipo militare. Stiamo ancora giocando ad un alfa. Eh sì, Domenico, sì, 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 sì. Un alfa con un passetto nella beta. Purtroppo tutta questa fase qui a me sembra tanto una beta, proprio una beta 1, proprio post alfa, messa qui per sfruttare noi come tester al fine di consentire a Frontier di fare tutti i fix che devono fare per rilasciare su PS o Xbox. Purtroppo io ho questa sensazione, è una mia personale sensazione personale. Comunque torniamo qui a vedere, come abbiamo visto siamo in un sistema militare, andiamo a fare missioni di supporto, spero che il gioco mi sconfessi. Drilling rigs in industrial, ok, refinery, quindi questo ci può stare. Drilling. Kotsuzuba Burrow, non so cosa sia, assolutamente. Kotsuba burro. Eccoli qua, horticultural, agricultural, nutritional, agricultural, research for operation. L'unica cosa che mi sembra un po' interessante può essere questa synthetics, ok? E questo è manufacturing. Sono in un sistema militare. Mi aspetto di trovare missioni su settlement di tipo armory,
installazioni militari o cose del genere. Perché devo andare da altre parti, tra l'altro sono tutte su sistemi diversi, e trovarmi in questa condizione? E allora qui non le trovo, mi metto nei panni di un giocatore normale, dice ok, ciao Mirko, quanti FPS sto girando? 60, era meglio ieri, stavo a 75 FPS nelle basi ieri. Oggi, oh eccolo qua, ho ripreso i miei 75. A parte quando guardo fuori o quando parte e quando il gioco deve accendere o spegnere cose, perché hanno messo un po' di culling all'interno del motore grafico. Adesso vi faccio vedere anche una cosa interessante che mi è successa ieri, vediamo se si vede anche oggi. E comunque sfrutto l'attimo per salutare di nuovo Mirko. Ciao Mirko, benvenuto. Allora, vediamo se succede anche qui. No, no, no. Ci sono dei punti dove il gioco, vedete proprio che inizia a deallocare cose. Ah, qui non succede. Ok, ieri praticamente tutto il muro mi spariva, ma non era su questa stazione. Comunque, tornando al discorso, io giocatore normale arrivo qui, non trovo le missioni e giù. Andiamo al sistema successivo, il che vuol dire che allo status attuale ho già perso una quindicina di minuti per non concludere niente. Solo per rendermi conto che, guardate che calo, 55, 56, 60, vediamo qua, 65, 53, 54, no, ok, 60, ha ripreso. Secondo me sta renderizzando ancora cose qua dietro che non ci sono. Ah, pazzesco. Comunque, così. Ciao Maurizio, raga, ho scaricato Elite Odyssey, ma quando faccio partire il gioco mi parte... Ah, ok. Per risponderti a questa cosa, Maurizio, stai giocando da Steam? Perché se stai giocando da Steam ti scontrerai con la stessa cosa con cui mi sono scontrato io nella prima diretta Odyssey. Infatti è stato anche uno dei motivi di frustrazione che mi ha portato già incacchiato ad avviare le dirette sul tutorial. Praticamente il gioco, quando tu lo compri in DLC su Steam, non viene automaticamente collegato con il tuo account di Frontier. Entra nella pagina della tua account di Frontier e vai nella sezione dei pagamenti o nella sezione dei DLC che hai acquistato, quello che sia, o degli account collegati. Adesso non mi ricordo come c'è una sezione specifica, credo per gli account collegati. Pigia il bottone per collegare l'account Steam. Se non viene collegato direttamente, riavvia Steam e dopo dovrebbe partire. Io ho dovuto fare tutta sta trafila qua per farlo partire, quindi se ti è successo anche a te, devi andare sul sito di Frontier e via. Ho sentito di altri giocatori che hanno aperto addirittura un ticket con Frontier, giustamente, perché dovrebbe essere una cosa assolutamente automatica, però pare che non lo sia. Quindi io ho fatto così, prova a vedere e dimmi se funziona. Purtroppo ho avuto anch'io lo stesso problema e l'ho risolto così. Allora, tornando al discorso, andiamo a Orna, quindi prendiamo l'ennesimo sistema con economia militare, clicchiamo. Una volta mi bastava fare clic clic e avevo fatto la route, ma adesso non più. Ah. Sembra che io a Orna non ci posso andare. Semquit. Ok, non posso neanche più comprare queste cose, ma forse devo essere attraccato. Ok. Militare, industriale militare. No, voglio militare, proprio militare e basta. Militari refinery. Industrial military. High tech agriculture. Ma proviamo a cercare qualcosa di militari high tech. Sì, che poi appunto capisco che vengano fuori le missioni agriculturali, ok? Le missioni da pollice verde dove ho il doppio sistema agriculture military, ok? Ma non su dove ho un industrial military, per esempio. Tipo questo. Adesso sto cercando refinery military. Refinery military. Peggio di No Man's Sky a dover cliccare cose a caso fino a trovare il sistema. Hanno cheat, industrial military. Facciamo un'altra cosa. Tra l'altro, ok, notate una cosa,
che finché non clicco io qui, quando ci rientro questo non è automaticamente cliccato, quindi non vedo quale filtro ho già messo. Ah, li ho già messi high tech e military. Ok, quindi quelli azzurri sono quelli high tech. Refinery, facciamo così, high tech agriculture. A sto punto, high tech extraction, high tech refinery, high tech agriculture, high tech refinery, agriculture high tech. Mi sembra di star qui a cercare i sistemi come in No Man's Sky, davvero è la stessa identica menata, perché non posso filtrare per questo doppio parametro. Military extraction, pazzesco. Sistema di gun, military refinery, interessante come nome di sistema. Industrial high tech, industrial military, agriculture military. Ok, pazzesco. Se io sto cercando un sistema che sia in entrambi militare e high tech, non posso filtrarlo. Datemi una mano voi se sapete come poter filtrare. Eccolo qua, LKS 528. Quanta distanza è? 94 light years. Ok, 2 jump, perfetto. Finalmente, finalmente, finalmente. Ok, bene, e andiamo. No, ho cancellato il FSD per sbaglio. Ok ragazzi, allora adesso vedo che siete arrivati un pochettini, quindi ribadisco la domanda, scrivetemi in chat l'item che secondo voi fisico, l'item fisico esistente, ogni content creator che si rispetta deve avere mentre fa gli stream. È un item fisico. Sparate quello che secondo voi è. Dai, partiamo con un piccolo poll, ci teniamo un attimo così, impegnati mentre facciamo le solite cose noiose e di routine all'interno di Elite. Che poi voglio dire, questa meccanica qui esiste da day zero, non l'hanno mai toccata, modificata di una virgola. Tipo aggiungendo magari delle ingegnerizzazioni fatte bene per gli FSD, quindi non solo l'FSD range o cose del genere, ma tipo un autoroute o qualcosa del genere nell'FSD. Magari la possibilità di accelerare o frenare più velocemente con l'FSD. Che, cioè, tutti degli upgrade che si chiamano quality of life. Comunque, vabbè. Sto vedendo il tempo di entrare in game. Il libretto degli assegni Bella Vista, ovviamente, è firmato. Sì, codice di accesso della banca. No, non è quello, non è quello. Non è quello. L'item con la I maiuscola. Fatto per ogni streamer, content creator che si rispetti. Non è quello. Ok. Bene, 33. Stavo prendendo sonno, ho detto 33 light years. Quanto tempo ci metterò in Super Cruise? No, devo andare in jump, no, virus, sveglia, 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 sveglia. No, sinceramente anche perché non vedo l'ora di mostrarvi questo coso perché è un item che mi serve veramente in questo momento. Quindi, dai, allora adesso siamo live da 28 minuti, al minuto 30, dai, 2 minuti, alla mezz'ora riveliamo l'item. Nel frattempo fate le vostre speculazioni e sparatele in chat se. Comunque così, dicevo, niente, il discorso era quello, una riflessione mia sul game loop, sulle cose da fare. Quindi sì, anche divertenti se prese dal giusto punto di vista. Purtroppo il time required, il tempo richiesto per farle, secondo me è davvero troppo. Ma non tanto perché è tanto il tempo. Ok. Un attimo che riaccendo la telecamera. Chi ha già seguito le dirette precedenti sa che ho questo piccolo problema con la telecamera che ogni tanto mi si spegne. Tra un po' la cambio, abbiate pazienza ragazzi, tra un po' questa cosa non succederà più. Comunque, come vedete, è un attimo. Ok, e sono già di nuovo operativo. Ok, no, non devo fare il jump, mi scatta sempre il dito sul coso. Ok, telo verde. Sì, sì.
è il telo verde, ma non è l'item di oggi. Il telo verde arriverà ed è una cosa che è un altro item che serve per scalare il ranking dello streamer e il content creator. Quindi per passare tipo dalla Bronze League alla Silver League e poi andare in Gold League. Il telo verde è proprio Gold League. Gli effetti dietro il telo verde sono Platinum League. Per il Grandmaster poi vabbè c'è l'editor con tutti gli effetti a video in diretta con tanto di cabina di regia e cose, ma sarà difficile che ci arriviamo. Selezionare industrial, materiale e... ok. Ok, sarà military, fosse stata un'autocorrezione quella. Io ci avevo provato 449.000? No, 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 non esiste, non vi tengo 449.000 light seconds qua. Non esiste. Un'altra quality of life. Fatemi fare un mini jump qualora il sistema sia oltre i 2000. Un mini jump interno al sistema con l'FST. Perché devo stare mezz'ora qui a guardare la nave che arriva di là, o un anno in questo caso abbiamo spento i motori. Ok, accendiamoli a tutta manella, tanto chi se ne frega. Ok, guardate il timer, 9 ore, 8 ore, ovviamente stiamo accelerando, quindi non sono... Ma perché? Volete aggiornare il gioco? Mettete i mini jump dentro il sistema. Cazzuola! Uia! Momento di ranting e sale proprio lanciato così dentro il gioco. Maurizio Balzani, qualcuno può aiutarmi con Odyssey? Beh, Maurizio, siamo qui, spara le tue domande. Il problema è che avevi problemi nei sistemi. Sì, 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 assolutamente. Infatti adesso torno sulla Galaxy Map e andiamo a rivedere i filtri. Allora, economy, high tech e military. Non devo applicare il filter alle root, quindi in teoria io dovrei avere queste due tipologie di sistemi. Parlando di Elite, ho già abbandonato Odyssey quando mi piace andare in giro a piedi, eccetera, eccetera, semplicemente non mi viene più voglia di giocare. Purtroppo questo gioco ha questo effetto. Se si resiste e si riesce in qualche modo ad entrare nel game loop prendendosi i dovuti tempi, andando a vedere dove fare le cose, proprio la cosa che dicevo inizialmente, il tempo di capire dove andare a fare le cose, quando a quel punto ti metti segni i tuoi sistemi, dove andare a prendere questo, dove andare a prendere questo, dove andare a prendere quell'altro, il gioco comincia anche ad avere un perché. Il problema è che noi come giocatori, almeno io come giocatore, mi sento completamente scollegato da questa ambientazione allo status attuale. L'introduzione con quel tutorial è andata come è andata, non è servita a me per immergermi, diciamo, nella nuova esperienza delle Space Lag, è un altro contenuto proprio preso e buttato lì. Divertitevici. Non posso magari andare avanti con una carriera come infiltrato, come assaltatore di basi, come speleologo, qualcosa del genere. Non ho avuto questa cosa. Allora, Wolf 935, Extraction High Tech, Indrungingiare, Biaris, Military Extraction, Indrungigiarea, no. Allora, proviamo a vedere questo cos'è. High Tech Refinery. Andiamo a vedere questo. Tanto. Ok, quindi anche questa cosa di trovare il sistema giusto. Ovviamente devo passare tempo a guardare video di altre persone o guide online, perché sennò io da giocatore che ho la mia oretta di tempo vado via di testa. Ok ragazzi, allora, mentre facciamo questa operazione, 33 minuti, prossima stella, prossimo jump, vediamo la stazione e vi rivelo finalmente il primo degli item da super streamer che ogni streamer content creator oggigiorno, se non ha, è out. Mi sono illuminato di rosso. E devo dire che ho visto una cosa su Odyssey, comunque Frontier ha fatto uno step back sulle stelle, è tornata un po' alla realizzazione su Horizon e via. Quello che mi domando io è come mai sono cappato a 75 fps e cosa sto renderizzando in questo momento? E sono cappato a 75. Guardate come cascano giù solo per, diciamo così,
Ok, eccoli qua, vedete che tendono a cascare un attimo quando cominciamo ad aprire cose che non ha precedentemente allocato? Perché non devono essere precedentemente allocate queste cose? Ma vabbè. Il motore funziona così, non stiamo qua a fare un po' di nitpicking, quindi a guardare il pelo nell'uovo, il pelo sull'uovo, com'è che si dice? Motvit Dict Orbital. Ok, a che distanza è? A che distanza è? Mi piacerebbe saperlo. E invece devo prendere description. E a questo punto vedo, una volta cliccavo, avevo il tooltip con tutte le informazioni subito. Non ho capito perché hanno voluto modificare la Galaxy e la System Map in questo modo. Però vabbè, l'hanno fatto e ce lo dobbiamo tenere così. Sì, sì Mirko, anch'io ho aspettato davvero tanto, ero davvero fiducioso che nonostante qualche problema che avevo già visto, Frontier fosse un po' più focalizzata all'interno di questa espansione. Al gatto da 16 e il gatto da 16 tasti Stream Deck. Anche quello sarebbe un bel piece of equipment da aggiungere. Ma appena attracco, la mezz'ora è passata, andiamo ad attraccare a MacDVit Orbital. Vi rivelerò il super item assolutamente indispensabile. 1340 LS, dai, questa è una distanza percorribile, però, cioè, voglio dire io, piuttosto di fare milioni di cose, appunto i motori per i mini jump. Carico, 3-4 secondi di caricamento dell'FSD, botta di carburante che va giù e tipo il Quantum Travel dentro Star Citizen per capirci, o i mini jump che si fanno dentro Empyrean come avevamo visto nell'altro gioco l'altra volta. Quello sarebbe stata una cosa molto apprezzata oggigiorno. Sono tot anni che Elite è fuori, sinceramente. All'inizio era bello fare queste cose, adesso dopo tot anni, ragazzi, il tempo. Ok? Quindi avere l'FSD per i mini jump interno sistema sarebbe stato davvero 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 bello. Quindi magari qualsiasi cosa sopra una certa distanza, 500, anche 1000, 2000 light seconds o quello che sia, ma anche entro i 2000, cioè fatemi fare il mini jump, cioè sopra i 1000 magari, qualcosa del genere, no? 1000 light seconds possiamo farceli anche, ma vabbè, vabbè, vabbè. Cosa volete farci? Le cose semplici che migliorano la quality of life del gioco sono sempre le meno viste ultimamente, ma non solo da Frontier, da tanti altri sviluppatori. Sì, no, non voglio submittare, assolutamente. Sono una nave talmente manovrabile, è solo una perdita di tempo per me in questo momento submittare. Ok, dai, stai qui. Oh, bene. Bene, bene, bene. Oppure, ecco l'ideona per salvare capre e cavoli. Qualcuno di voi se lo ricorda Freelancer? Dentro Freelancer c'era una modalità di spostamento tra una parte e l'altra della mappa che era meravigliosa. Le trade lane. Cerchi, scusate il gesto, si entrava con la nave e si veniva proiettati in avanti a velocità spasmodica, a velocità smodata, fino al sistema successivo. Se la trade lane veniva distrutta per causa dei pirati, noi uscivamo e dovevamo farci il mazzone a tarallo. Quindi questa stessa modalità poteva essere usata qui. Arrivo, entro nel nav beacon, ho la mia trade lane che mi porta magari direttamente a uno spazioporto. Se devo andare al pianeta mi devo fare la corsa, ma se ho un sistema popolato ho un mini jump interno dove poter entrare e uscire dall'altra parte, con la possibilità di interdizione nel frattempo o qualcosa del genere. Quindi manteniamo un po' l'equilibrio tra quello che è il gioco, me la navigo da solo o prendo una trade lane e vado. Scusate i gesti stasera vabbè, perché ho abitudine di fare dirette di sera comunque. Poteva essere un'idea, cosa ne pensate? Che problema hai di preciso con Odyssey, Maurizio? Eh sì, infatti, Maurizio, spara la tua domanda e via. Piscina gonfiabile per fare
Eh, sulla piscina gonfiabile però va anche riempita la piscina gonfiabile e non solo dell'acqua, io non sono un bel vedere, diciamo così. Purtroppo questo lockdown ha causato un po' di birra in eccesso e dalla prossima settimana si ricominciano gli allenamenti, dai. E comunque dai, dovremmo mettere anche delle belle signorine a fare da contorno con la piscina gonfiabile, però non si sa mai che un giorno non mi invento di fare una diretta outdoor da qualche parte con qualche modella o qualcosa del genere. Perché il vostro virus di quartiere, sappiate, vi potrà proporre anche questo contenuto. Mamma mia, comunque ti lamenti solamente. Ma no, dai, Ferruccio, ci sono anche delle cose belle su cui mi diverto all'interno di questo gioco. Perché sono a 90 km da questa... Ho sbagliato il drop chiacchierandomela e mi sa proprio di sì che ho sbagliato completamente il drop o non so che cacchio è successo. Comunque, diciamo, alla fine non è che sono solo lamentele, cose del genere, sono delle cose che a me sinceramente sarebbe piaciuto vedere per abbattere tutti questi tempi morti che ormai sono molto deterrenti dentro questo gioco e sono deterrenti per dei giocatori come me che non hanno tantissimo tempo da dedicare ad Elite. Oggi è una diretta straordinaria che sto facendo, ma nella mia vita quotidiana tra lavoro e altre menate non ho tutto questo tempo da dedicare a questo gioco. Sto cercando di cavarne fuori qualcosa e magari di trovare anche dei modi per chi ha poco tempo come me di ottenere comunque qualche risultato dentro, e questa cosa lo sto facendo by trial and error, più ovviamente riflessioni personali. Oggi sono in giornata di mie riflessioni personali. C'è chi deve fare sto sporco lavoro. Beh, ragazzi, alla fine sì, i content creator, anche coloro che si dedicano a fare le guide e tutto il resto, ringraziamoli tanto, perché io, almeno io li ringrazio tanto personalmente, perché mi hanno veramente, anche a me, salvato davvero davvero tante ore di trial and error. Io adesso sto cercando di seguire anche alcuni consigli che mi hanno dato, purtroppo il gioco non mi sta aiutando, perché mi dicono vai su questo tipo di stazioni, cerca questo tipo di missioni, non le sto trovando, come abbiamo visto prima. L'RNG del gioco è un parecchio brutale, dai, 40 km. Non ho capito questo drop così distante, devo aver sbagliato io qualcosa, magari stavo facendo... Sto controllando 700 cose nel frattempo, abbiate pietà. Forse sarebbe stato meglio anche riaccendere il Super Cruise e via, e via. E via. Comunque Maurizio, se sei ancora all'ascolto, non ti preoccupare, spara là le tue domande, siamo qui per rispondere anche a quelle. Ok, dai. Ecco, gli errori in Elite Dangerous si pagano e si pagano con il tempo personale. Come tutti i giochi, dai, se si muore si perde tempo, se non si riesce a finire la missione si perde tempo, ma anche quello fa parte del gaming alla fine. È giusto che sia così, con le dovute attenzioni. Ok, dai, adesso posso richiedere l'attracco. Oh, avevo ancora preso una missione su? Ah no, era quella dell'altra volta che non sono riuscito a completare perché il gioco ha deciso di non farmi completare la missione perché non c'era fisicamente l'elemento con cui interagire per completare la missione, quindi non potevo spegnere i fuochi dentro quel settlement. Non ho trovato né la pompa esterna che spegneva i fuochi né la console, quindi non so se è stato un problema mio che non l'ho trovata girando per quel settlement per mezz'ora o cosa, o se è un bug o qualcosa del genere, non lo so. Pad 5 20 6 5, una freccina e un colore verde sul pad, non mi stancherò mai di dirlo. Piccoli upgrade, ma che a livello di quality of life cambiano il gioco sotto sopra. Ok, e andiamo a vedere. Bene, mentre attracco, come promesso, rullo di tamburi, ecco l'item che ogni content creator che si rispetti deve avere. La tazza, ma non una tazza normale, deve essere una tazza brandizzata. Purtroppo questa è brandizzata al contrario, quindi la metterò così.
ok? E deve essere una tazza brandizzata di qualche gioco o di qualcosa inerente al mondo degli anime o quello che sia. Quindi, finalmente, per questo vi dicevo prima che avevo bisogno di presentarlo, perché mi serve, ho il gargarozzo secco, e quindi così, quindi se non avete una tazza non potete fare video. Ovviamente sto scherzando, però è utile davvero tenere qualcosa da bere mentre streamate. Ecco qua. Ciao MX Shadow Lord. Sinceramente non vedo l'ora di giocare a Odyssey su console. Guarda, per il discorso che facevamo prima, anche noi non vediamo che voi da console possiate giocare a Odyssey. Perché quel momento lì vuol dire che finalmente Frontier avrà sistemato tutta una serie di problemi, di issue che ci sono col motore grafico e finalmente si spera di poter avere un gioco stabile e giocabile alla fine. Eccolo qua. Nel frattempo, consiglio mio, come dicevo anche prima, guardati un po' di video, missioni, tutorial e altre cose, segnati tutta una serie di sistemi dove vedi i giocatori fare cose perché ti salverà un sacco di tempo. Io ho trovato alcune missioni a Ciambo, sul sistema di Ciambo dove fare e adesso sto cercando altre missioni dove fare grafene, vi faccio vedere anche subito, e i mati, cosa sono i carbon fiber, cosi, bla 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 bla. Perché devo fare l'upgrade della suite, soprattutto innanzitutto della Maverick Suite che attualmente è allo status 2. Posso fare quasi tutto, i power regulator li compro fallendo le missioni. Quindi prendete la missione, abbandonate la missione, pagate la multa 100k e avete il power regulator. Fate la missione di trasporto passeggeri, siete a posto. Li comprate praticamente. Sto facendo fatica a trovare questi due item, carbon fiber plating e grafene. Grafene ne ho trovato anche un pochettino in giro così, ma il carbon fiber plating sto facendo veramente veramente fatica. In più guardate l'upgrade costa, vi costa quasi come una nave, se non di più. No, anche più di una nave, 2200, cioè 2.250.000 cucuzze per l'upgrade di grado 3. 3. Ok. Ho visto il tuo disappunto, Domenico. Sì, 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 dai, era un po' un meme questa cosa. Dai, era per scherzarci. Però devo dire effettivamente che hai la bottiglietta, che hai la mag, quello che sia. Tra l'uno e l'altro è molto più stilosa la mag. Allora, ciao K, dove si trovano i materiali per le tute? Grandiosa domanda. Allora, visto che ci siamo e siamo qua, da mia esperienza personale, allora, power regulator, come appena detto, prendi la missione, abbandoni la missione di restore, hai un power regulator, paghi la multa 100k all'uno, non hai problemi. Health Monitor li trovate un po' in giro per le varie missioni di vario tipo. Suite Schematics, Weapon Schematics e altre schematics le trovate sugli settlement di tipo militare, quindi dove avete arsenal, bunker, adesso dico cose a caso, ma tutto quello che ha un settlement con un nome che ha un riferimento militare. La birra devi avere, ce l'ho stampata sulla maglietta, dai. La prossima volta, magari, il prossimo sabato, possiamo anche stappare una birra durante la diretta. Da una parte sto rosicando, state giocando da maggio, dall'altra parte sono contento che facciate la beta tester. Eh sì, Shadow Lord, sì, praticamente siamo dei beta tester alla fine. Però anche, guarda, ti giuro, mi dispiace perché non è giusto comunque che su piattaforma PC questi contenuti siano già disponibili, mentre su console ancora no. Non è giusto. Non è giusto. È una cosa assolutamente irrispettosa da parte di Frontier. Come ho detto nelle dirette precedenti, se faccio veloce perché torno sul pezzo, avrebbero dovuto rilasciare un Season Pass in cui rilasciare un po' un contenuto alla volta, quindi prima una cosa, poi l'altra, in modo che fosse tutto pacchettato, infiocchettato correttamente, 90, 70, 90% funzionante e dopo piccole rifiniture a ogni pacchettino che aggiungi, fissi quello di prima e aggiungi le cose nuove. Così sia i giocatori console che i giocatori PC potevano gustarsi questa nuova modalità di gioco, perché è bella. È bello camminare sui pianeti, finalmente dopo anni, ok? Non è brutta la cosa. Potevano dare un senso però alla cosa, perché attualmente è scollegata, ok, da me come giocatore che dal gioco. Sembrano proprio due giochi differenti. Comunque,
Punto e a capo. Perché poi giustamente... posso già fare l'upgrade di questa anche. Allora, weapon schematics, suite schematics, tutte le schematics, installazioni militari. E ne sto cercando qualcuna anche. Tra l'altro, dal vivo, ora che ho connessione migliore, yeah, grande K, hai fatto benissimo. Tieni conto che doveva uscire a novembre dell'anno scorso Odyssey, sì, è stata tutta una cosa finanziaria. È stata tutta una cosa finanziaria. Però io dico, tot cose alla volta, fai un season pass, questo, poi quello, se non hai tempo di fare tutto, fai una cosa, falla fatta bene. E dopo rilasci un'altra cosa, fatta bene. Ok? Horizon è stata la stessa cosa ed è andato bene Horizon. Comunque, ionized gas, anche qui installazioni militari. Manufacturing instruction, impact site, dove c'è il beacon crashato sul pianeta. E lì puoi uscire main menu e rientrare e farmarli a bestia. Chemical super base, micro electrode, quindi queste cose sulle basi un po' sono sparse in giro, anche su quelle agricultural, ok? E io adesso sinceramente, però voglio fare questa cosa, la faccio. Cosa mi dà? Damage. Passo da 0,8 a 1,0 di damage di quest'arma. 500.000 cucuzze, confermiamo. Anch'io non vedo l'ora di provarla. Poi per le tute, ok, ogni tuta ha il suo upgrade, ma cercate su Wikifandom, ci sono tutti i dati. Ok, come vedete, ogni tuta ha i suoi upgrade. Dominator Suite, no, non voglio ancora aggiornarla, avrei anche tutto, però mi mangia un tot di grafene. Titanium plating, anche questo sparso in giro per le mappe. Io adesso sto cercando degli settlement che mi diano quello che mi serve qui. Carbon fiber e grafene. Dovrebbero essere su dei sistemi industriali, drilling e cose del genere. Il problema è trovarli. Ok, grazie. Salas Mirko ci dice: questa cosa di sentirti scollegati dal gioco è assolutamente vero, non avrei potuto definirla meglio. Grazie. Altra cosa, come liberare velocemente Federazione? Ora sono a livello Duca dell'Impero, ho già un altro cutter per trade. Ok, missioni. Una volta c'era la possibilità di fare 70 missioni a volta e quindi questo ci dava la possibilità di andare su velocemente con i ranking. Adesso vai sistema federazione, trova le missioni più veloci da poter fare, prendi cos'era, reputazione, non mi ricordo. Ah. Tante cose, sono rientrato anche da non tantissimo dentro Elite, quindi sono tante cose che non mi ricordo. Vediamo. Vediamo se l'hanno messo qua. No. Vabbè, dopo lo guardiamo sulla nave. Comunque missioni. Ok. Sì, perché si possono anche comprare le armi e le tute di grado 3, qualora trovate un sistema che ve le venda, assolutamente d'accordissimo. Fare gli upgrade non vi conviene. Se trovate qualcuno che vi dice andate su questa stazione e le trovate di grado 3, andate lì e compratele già upgradate, non ha senso. Appunto. Ah. Ok ragazzi, allora, per unire l'utile al dilettevole, fatemi uscire da qui, a caso proprio, questa è stata una bella sorpresa, non avevo controllato prima, segnatevi questo sistema, Chaos Septis, missioni corriere, anche quelle, tutte le missioni che fai prima, sistema di Natis, segnatevelo, MacDivit Orbital, vende le armature di grado 3. Ma io sto qua a far che? Ok. Purchase suites. All grades. No. 3. E ho la Dominator Suite di grado 3 già disponibile. Quindi, peccato, speravo anche nella Maverick, ma Dominator Suite grado 3. Cosa mi costa? 3 milioni? Ma non ci vado neanche proprio. Via. Ok. Upgrade Cell Suites. Che dite, la vendo questa? No, me la tengo lì. Tanto può starsene anche là.
Ok, vediamo le weapon allora. Ho anche weapon di grado 3. Ah. No, non mi piace. Comunque, vabbè. Prima o poi uscirà una lista di sistemi dove comprare queste cose con i vari gradi. Quindi sì, compratele. Assolutamente d'accordissimo. Tutti ci andranno e non troverò niente. No, no, tranquilli. Gli stock e i materiali che hanno i vendor sono sempre quelli, non vengono esauriti. Tanto fino a novembre non ci posso andare. Ah, sì. Mamma mia. Mamma mia. Anche quello. Anche quello. È tempo che quando il giocatore console arriverà in gioco, i giocatori PC saranno già 3 mesi avanti, 4 mesi avanti, 5 mesi avanti. Non è giusto, perché anche un content creator che gioca da console si trova male. Devi per forza interagire con trasporto merci o passeggeri. Sì. Sì, 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 sì. Ok, allora. Vediamo le missioni, dai. Vediamo le missioni. Eccole qua. Allora, Tourist Zone, trovate altro grafene e altre cose. Grabsy, Armament, Weapon Schematics, Suite Schematics, come dicevamo. Ci sono anche le spa e qui trovate tanti altri materiali. Biological Facility, Biological, Synthetical, Nutrition, no. Andiamo a vedere questo Synthetical, Threat Level 4. Vabbè, proviamo questo Synthetical, ma fate sempre attenzione a questi dati. La distanza del pianeta, questo è un po' meno, ma la distanza del pianeta, a volte vi trovate 250.000 o 400.000 come ci è capitato prima. Fate molta attenzione a questa cosa. A me è successo prima e non mi piace. Comunque anche qui, come vedete, Grabis Armament, queste per le weapon schematics, suite schematics, cose schematics sono ottime. Adesso andiamo a vedere quella che ho preso su, che già non mi ricordo più cosa ho preso su. Synthetical, che mi dà l'idea che ci siano materiali sintetici là dentro. Mal che vada, cerco di completare la missione anche per sbloccarmi l'ingegnere. Wow, 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 l'avete visto? Tuk, tuk. Ecco, qui il gioco smette di renderizzare, eccolo lì, perché pensa che io stia guardando qui e invece, ok, guardate gli FPS 73-75 per renderizzare sta cosa, vabbè, tuc, e qua cominciano a cadere sui 69-70. Ecco qua, quindi ecco quello che volevo farvi vedere prima anche di alcuni update che hanno fatto all'engine. Il cooling si chiama proprio così, la tecnica di non renderizzare elementi che non sono in area di visione. E bisogna gestirlo con molta attenzione perché può creare dei problemi al gameplay, luci che spariscono e altre cose. Ok. E intanto andiamo avanti. La mag. Finalmente ce l'ho anch'io. Beh, diciamo che questa mag è stato un regalo di tanti anni fa di un amico che ringrazierò per sempre perché è davvero una mega mag. E prima o poi imparerò a farmele anche da solo. Unitamente alle magliette. No, dai, scherzo. Però sulle magliette ci stiamo organizzando. Ve lo dico, sulle magliette ci stiamo organizzando. Ok. Ok. Ecco. Utilizzare il tempo per per impostare la rotta. Piano! Ci sono delle volte che vi lanciate dal pad e succede questa cosa, vabbè. Come dicono i francesi, mon ami, che vuol dire amico mio in francese, ma in veneto vuol dire un'altra cosa. Ne abbiamo già discusso le altre volte. Addio telecamera.
E allora, mentre la telecamera se ne va, mi soffio anche un attimo il naso perché devo farlo. Spengo il microfono così non sentite cose brutte. Eccomi qui. Un secondo che intanto riavvio anche la telecamera. Solito problema che mi perseguita da sempre. Cosa sto bevendo? Bella domanda. Ok. Allora, dicevo, mon ami, in francese amico mio, in veneto, mona io. Ok? Tradotto velocemente in mongolo me o ciccio panzo me o qualcosa me, insomma, avete capito il concetto. K, il discorso che sono ostile è perché sono in power play, l'ho attivato tempo fa per fare una cosa, poi me lo sono dimenticato lì e quindi il power play influenza il tuo allineamento, diciamo, all'interno dei vari sistemi. Non cambia assolutamente nulla, è che ogni tanto subisci qualche interdizione in più, tutto lì. Luci che spariscono, navi pilotate da nessuno. Eh sì, eh sì. Il culling ogni tanto può fare questo effetto. Comunque andiamo a vedere cosa dobbiamo fare, cioè dove dobbiamo fare il cosa dobbiamo fare. Ok, beh, 1500 assolutamente nessun problema. Motori a manella e dirigiamoci là. Quindi sì, il fatto di essere ostile dipende dal power play. Tutto lì. Ho fatto sign up con una fazione, fammi vedere, Galactic Powers, eccoli qua. Ah sì, Edwin Mahon, perché stavo facendo un'ingegnerizzazione sull'FDL e volevo fare il rank 3 per arrivare al weekly bonus. No, non è... Scusa. Scusate, ho sbagliato una cosa. Ma assolutamente sbagliato una cosa. Con lei sono pledged. Ho guardato male io, errore mio, perdonatemi. E perché, eccolo qui, a rating 3 sbloccavo finalmente i Prismatic Shield Generators. Quindi guardate, sono 11 week pleggiato dentro, la voglia di fare power play è veramente poca, quindi quando avrò voglia so che sono lì pronto per fare la cosa. Il fatto di essere ostile cambia praticamente niente. Ho saltato il sistema? Chiacchiera chiacchiera. Sì. Ok, dai. Torniamo sul punto, torniamo sul pezzo e andiamo a dirigerci. Ah, grazie Mirko, grazie. Il video sulla nave large si dice Sala Mirko, l'ho visto almeno 10 volte. Grazie. È stato un bel momento, dai. Quello quando sono finalmente riuscito a prendere la prima nave large. Dopo sono tornato alle navi medium. Grazie K, grazie. Hai ragionissima. Diciamo che ci sono anche altre cose che volevo prendere dal power play. Però adesso è uscito Odyssey e quindi ho lasciato l'FDL, l'ingegnerizzazione della nave, tutto un po' da parte e anche il power play per lo sblocco degli shield e quello che sia, per dedicarmi un attimo a Elite, Odyssey e tutto il resto. E devo anche dire che se andiamo avanti così proverò un po' tutti i vari contenuti, vedo fin dove riesco a arrivare, ma ho notato che sta uscendo un altro giochino che si chiama Starbase unitamente, è un altro gioco che da tanto che voglio portare nel canale, appena usciranno gli Steam Summer Sales, spero che vada in Summer Sale e ci caccio la grana e ve lo porto qui in diretta sul canale video. È un gioco un semi sconosciuto, però anche quello sulla carta sembra molto interessante. Proprio quella faccia da molto interessante. Ok, Mines Syntheticals.
E via giù con la nave. E... Alla fine adesso inizia il giochino dei numeri, che è il giochino del numero della velocità rispetto al numero della distanza. E se sbagliamo il giochino dei numeri tra distanza e velocità, perdiamo tempo. Ok, sono un po' troppino veloce. Ok, non ho pigiata sul freno. Ok. Stiamo andando un po' veloci sul giochino dei numeri? No, dai, stiamo andando abbastanza bene. 17, 16, 15, 13. Ok. Ok, dai. Sotto i 100 km possiamo dare manetta a tutto gas. Dovremmo riuscire a fare anche un bel drop. Però. Drop a 30 km.4. Bravo me. Ciao Mirko, ah ok, dai ci vediamo la prossima volta, anzi grazie di essere passato e grazie del tuo supporto al canale come sempre, grazie davvero tanto, dai, alla prossima. Ok, adesso andiamo a vedere se ci sono dei ciccio panzoidi. Comunque sono ancora un po' contraddetto e sto ancora cercando di capire intanto perché ho tirato fuori il landing gear così presto. Uno. Due. Cosa significano i numeri dei danni rispetto ai numeri della difesa dei personaggi. Sto ancora cercando di capirli un attimo. Siamo PP neutrali, ma siamo alleati impero. Almeno io lo sono. Ah, ok, ok, ok. Io come sono messo? Non me lo ricordo neanche più. Io allo status attuale ho... Dov'era? 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 Status. No, non era sulle System Faction. Dov'è? Ah, eccolo qua. Allora, beh dai, sono messo abbastanza bene, un po' con tutti. Mi piaceva fare anche a me un po' di rank imperiali, visto che ho fatto un macello di esperienza sull'impero, mi mancano solo le missioni per salire su, però anche lì ho lasciato un po' perdere per fare altro. Anche perché sinceramente, oh, vedo cicciopanzi nemici qua intorno. Allora facciamo così. Ok. Allora, una cosa, se vi viene voglia di sparare ai cicciopanzi nemici con la nave, fate molta attenzione perché se colpite la base si incacchia. E ovviamente sapete che l'unico modo per farli fuori è sparargli con lanciamissili dalla nave. Ok. Però c'era anche modo di fregarli, sti cicciopanzi. Ah, l'altro settlement che avevo trovato era più bello perché aveva proprio un paio di edifici collegati e l'entrata... Ah, siamo su un industriale Synthetics qui. Ok, 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 giusto per sapere. Bene, allora, parcheggiamo la nave qua dietro e vediamo cosa ne tiriamo fuori. Ok. E una cosa che ho notato, tra l'altro, nelle modifiche all'IA che hanno fatto... Ah, ok, grazie K dei consigli. E appena mi rimetto sotto su quella cosa, vedo di fare le missioni per vedere fin dove ho veramente expato il mio ranking imperiale e dopo, cosa mi dicevi? Corriere fino a vomitare tra Ngalin e Maiani. Ok, grazie davvero, questo utilissimo consiglio e via. E sì, posso fare richiesta di atterraggio, ma preferisco parcheggiare qua fuori. Mia preferenza personale. Mi sono dimenticato di prendermi sugli e-breach, ma purtroppo... Allora, qui ci sono delle scale, quindi gli NPC possono salire fin qua sopra. Peccato, perché i soffitti sono i nostri più grandi alleati. Ho cambiato arma dall'altra volta. Vedete che sto usando questo manticore coso. Eccoli qua. Ok, questo si è già incassato. Vediamo come funziona.
Che schifo. Ok, non mi piace quest'arma, ve lo dico già subito. Sì, magari se attivo anche gli scudi. Ok, devo dire che questo setup di armi, non lo so, mi sta trovando un po' confuso. Devo imparare anche a usare gli shield projector, tra l'altro. Ah, un punto, dai! Bella sta pistola, mi piace, devo dire. Non vedo il reticolo di fuoco. Wow, 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 ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. Oh, non vedo il puntatore di fuoco, cioè... Non vedo il mirino. Ah, ok. Quindi quello fa un raggio... Ok. Impariamo cose nuove. Ok. Ok, qui non riescono a venire, quindi ho confuso l'IA. Ok. Quindi i tetti, come vi dicevo, sono i vostri migliori alleati. Wow, 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 che? Sì, vabbè, morto. Ok. Ah! Basta, mai più questo setup di armi, non mi piace, non mi ci trovo, non fa danni. Un'arma al... Mamma mia. Vabbè, che le armi al plasma sono un po' un ibrido, fanno un po' e un po'. Vediamo dove mi redeployano. Quello che mi dà fastidio personalmente invece in queste missioni, che cos'è? Ok, il threat level 4, missione difficile, tanta gente, tutto quello che vuoi, devo andare con calma, giusto. Perché se muoio fallisco la missione? Domandona. Perché se muoio devo fallire la missione? Fatemela riprovare. Come fucile ti consiglio il Manticore Exterminator con le sparasfere viola con i nemici che hanno solo una linea di scudo. Con i nemici che hanno solo una linea di scudo e vita, due colpi e dimentichi. Andiamo a vedere. Vedete? Contract failed. Perché? Questa è una cosa che non avete idea di quanto mi dia fastidio. Adesso cerco di rimanere calmo e tranquillo, ma è una cosa che mi dà un fastidio bestiale. Bestiale. Allora, dicevamo. Ok. Dicevamo. Il Manticore Exterminator. Ah, non ce l'ho, ne ho prese un po', ma l'Exterminator non si vede che non ci ho ancora messo le mani sopra. Ah, 1.0 contro 2.1. Torno sul mio TK Apelion. Ok, la pistola tengo quella, tutto sommato non era male. Anche se devo essere sincero, la pistoletta, quella più 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 di base, funziona molto bene. L'executor. Allora forse ce l'ho qualcosa? Ah, se ovviamente Pijol, vabbè. Non so voi come vi trovate con queste interfacce. Questo, l'executioner. Damage 15. Save and exit, back. E andiamo a provarlo, che dite?
Eh sì, la Dominator è molto più adeguata per quei discorsi lì. Assolutamente d'accordissimo. Dai, oh, tanto possiamo tornare. Dicevo, la Dominator è la suite giusta per andare a combattere, non la Maverick. Quindi in teoria metto la Dominator, uccido i cicciopanzi, torno indietro, metto la Maverick, vado a prendere le cose, perché la Maverick è zaino grande, difesa meno, la Dominator è combatti e va, e daghe, come diciamo qua in zona, daghe. Faremo un insta drop? Vediamo come fa il gioco. Ah, ah, ok. Devo ancora abituarmi a tutti i loadout, a tutte le armi. Ne ho provate qualcuna e sto ancora cercando di capire quella con cui mi trovo meglio. Devo dire che la Pelion, però, fucile laser più pistoletta a proiettili, tutto sommato mi sono trovato abbastanza bene finora. Poi dopo ovviamente anche lì, playstyle, preferenze personali, ognuno ha le sue. Però questo voglio provarlo, assolutamente. L'avevo provato, l'avevo comprato per provarlo, adesso vediamo. E comunque sì, eh, se trovo una lista, perché sicuramente c'è da qualche parte, di sistemi barra stazioni con gli equipaggiamenti di grado 2 o 3 che vengono venduti, ve li condivido da qualche parte. Ok. Frena. Frena, 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 frena. Dai. Ok. Ci sono nemici? Secondo voi? Adesso dovrebbe aver resettato il settlement. Dovrebbe. Comunque, tornando al discorso di prima, guardate che fatica trovare i materiali. È proprio una faticaccia. Sarebbe stato bello, almeno non so voi, ma fatemi sapere se ci fosse stato un qualche cosa per andare tipo in stealth anche. Quindi non solo in assalto frontale e via. Sarebbe piaciuto. Quello devo essere sincero, sento un po' la mancanza di qualche meccanica un po' più stealth. Ciao Domenico, ciao, alla prossima. Grazie di essere passato, grazie del tuo contributo e dei tuoi messaggi. Dai, ci vediamo alla prossima e vediamo se riesco a tirarne fuori qualcosa di meglio. Comunque quella di Travis del combattimento tra un robo e un mostro. Sì, 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 sì. Che anche qui il game loop poteva essere interessante se magari pensato e riorientato, nel senso che vi diamo un po' di missioni, vi potenziate gli equipaggiamenti e poi sviluppiamo i Targoid, sviluppiamo i Guardian, sviluppiamo qualcosa in quel senso, no? Non mi sarebbe piaciuto. Vedo una cosa brutta però, tutte le scatole sono aperte qua fuori. A parte che vi dirò, ho notato una cosa. No, non tutte, solo l'RNG. Ok. E dicevo, ho notato una cosa. Quando un settlement è in status di missione, non respawna come settlement normale. Ciao Astinius, benvenuto. Io intendevo Frontier ormai dopo anni di prese in giro, parto prevenuto nei confronti di tutti i loro sviluppi. Tanto hype per i bug e le delusioni. Purtroppo ti capisco tantissimo. Anche per me è molto così la cosa. Io ci voglio provare a vedere dove riesco ad arrivare, cosa sto facendo, però allo status... Ok, ovviamente adesso sono 0, per cui... Ah sì,
piccolo consiglio che ho notato: per aprire queste porte fate caso al vostro ranking qua sotto praticamente. Se la porta non ha un numero più alto del vostro, dovete usare l'overload, se no potete usare solo l'overcharge. Allora, aerogel utile, epinefrina, boh, vabbè. Tanti di sti materiali non so neanche se prenderli su, perché magari poi hanno un valore solo perché poi vengono rivenduti, o se servono effettivamente. E visto che ho uno spazio abbastanza limitato, mi trovo sempre in dubbio. Ok, quindi appena potete fate questo. Ah, ok. Ok, no, non mi serve. Ok, e adesso inizia la caccia al grafene e al carbon fiber plating per vedere se su questa installazione c'è qualcosa. Un'altra cosa che ho notato è andate nella stazione, vedete dove sono le missioni, andate nella Galaxy Map, prendete il sistema dove c'è il settlement che vi dice il gioco che c'è una missione là dentro e andate lì senza prendere la missione. Il settlement sarà in modalità missione, ma a volte non ha nessuno ed è lo stesso tipo di settlement che vi serve, quindi non diventerete pazzi a fare o a fallire la missione, andate lì a prendere solo quello che vi serve. Ok, mi sa che questa tipologia di settlement non va bene e mi toccherà tornare su quelli di tipo mining, perché finora è l'unico posto dove ho trovato un drop decente di grafene e di carbon fiber. Ok, quello non mi interessa niente. Qui abbiamo già... no, quello sono già aperti. Basta, non ne posso più di sti materiali, sono ovunque. Ok, vediamo di uscire da di qua e andiamo a vedere da un'altra parte. Allora, MX. Un attimo che devo ricaricarmi la tuta. C'era un ricaricatuta da qualche parte qua. Pareva di averlo visto entrando. O qua dentro da qualche parte. Oh, l'avevo dimenticato questo. Cosa abbiamo? Epinefrina. Niente che mi serve. Vabbè dai, non ci perdo tempo, tanto mi basta solo rimettere piede nella base e nella nave e ho recuperato la mia energia. Comunque, le idee ci sono anche molto belle. Eccola qua. Ok. Ci sono delle cose che sviluppate adeguatamente possono portare un gameplay veramente bello dentro questo gioco. Il problema è che speriamo, io sto ancora sperando, ok, anche se come comandante Astinius sono stato parecchio scottato per molti e molti discorsi e lui anche di più, per passate esperienze che ci ha raccontato su Discord e che abbiamo visto che sono assolutamente cose folli, ok, e dicevo, io ci spero ancora, tutto sommato, che Frontier si metta un po' una mano sul cuore e cominci a ricollegare e a dare un senso agli asset che ha messo in campo, fissi i problemi che ha e magari da qui a 6 mesi possiamo avere veramente un gran bel gioco su cui divertirci. Io ci spero ancora, sinceramente, perché vedo del potenziale. Il problema è nel ramo manageriale, managementale di Frontier, perché sono tanti bravissimi ragazzi, bravissimi programmatori, bravissimi grafici, eccetera eccetera, che si sono fatti il mazzo a tarallo, ok, guardate, questi forse erano i vari problemi di flickering che dicevano che avevano fissato, ma non so se fossero quelli o meno, comunque succede ancora questa cosa qua. Ok, vabbè, mi servono due materiali. Magari ci metto tanto a trovarli,
Ma almeno ditemi dove. Io so che devo andare lì, mi faccio le mie missioni, impiego il mio tempo. Ok, magari oggi ne trovo due. Titanium plating, titanium plating, carbon fiber plating. Ok, questo mi dà speranza. Ok, questo mi dà speranza di trovare qualcosa. Vediamo se c'è qualche altro armadietto su questo livello. Che finora, sinceramente, l'unico posto dove ho trovato carbon fiber plating e grafene con un drop decente sono stati i mining site. Quindi probabilmente tornerò a farli lì. Non mi ci perdo neanche via a cercare posti migliori, perché sinceramente non ne ho trovati, non ne sto trovando e aerogel utilissimo per l'Artemis. Comunque dicevo, non ne ho trovati, non ne sto trovando e sinceramente sto facendo un po' di fatica a diciamo instaurare un game loop solido dove e con il quale cercare magari anche di divertirmi, ogni tanto ammazzare qualcuno, quello che sia. Però ho messo il fucile nuovo, perché non provarlo? Ah, ok, quest'arma è. Ok, ma cammino lentissimo con quest'arma. Ok, vabbè. Lo proverò meglio contro qualche ciccio panzo all'interno del gioco. Magari morirò di morte violenta e brutale, ma anche questo fa parte dell'esperienza dei giochi. Ok. Allora, io direi che questa base non mi piace, non mi va bene, non è entusiasmante. In tutto questo tempo ho trovato solo uno elemento che cercavo e... eh, tanti soldi per la fleet, complimenti. Allora, dedico 2 secondi al tuo commento, Shadow. Mi sono fatto un mazzo a tarallo per farmi soldi per una fleet in più, un 4 miliardi per la gestione ad libitum. Sì, quindi facciamo un conto, cosa sono circa 10 miliardi, 9 miliardi e mezzo più o meno. Ok, non sono pochi, non sono pochi, sono tantissimi dentro questo gioco, quindi non oso immaginare quanto sei stato a farmare in giro, guarda, mamma mia, complimenti, complimenti. Mi sono trovato un costoso garage lanciato come un mattone nello spazio. Quello è stato il motivo per cui mi sono rifiutato di fare le fleet carrier. Potevo mettermi a farmare i soldi, come tanti altri giocatori l'hanno fatto, e ne abbiamo una testimonianza qui in questo momento. Si può fare, serve tempo, lo fate, vi mettete lì, fate i soldini, per carità. Avete una vostra base, e mo'? Io le fleet carrier le avrei implementate a squadron come base operativa dello squadron con delle meccaniche un po' più profonde. Pure la mia sono 3-4 mesi che non logo e la carrier è là a far la mufa, ci dice Commander Astinius. Guardate, ne vedo tantissime di carrier parcheggiate in giro. Secondo me tanti giocatori hanno fatto come voi, poi si sono un po', diciamo, stufati e l'hanno data su, come si suol dire. Allora, non farò il reset di questa base, ma altresì vado a cercare un'altra missione, un altro settlement più adeguato alle mie necessità. E tra l'altro nel frattempo ho anche finito la mia bibita, quindi ho la mag vuota e non va bene. Facciamo un refill, anche questa è finita. Aloha. E andiamo a vedere dove andare. Avete visto che differenza di stile tra una bottiglia d'acqua e l'indispensabile mag? Ok, siamo tornati. Per qualche motivo si è disconnessa la rete della diretta, ma vabbè, non importa. Allora, vi faccio vedere velocemente un'ultima cosa, poi vado a chiudere questa diretta dedicata alle mie riflessioni personali e un po' di game loop e cose del genere. Ho notato una cosa interessante. A Pochinski Mine l'altra volta che sull'altra diretta precedente. Sei andato a Complimenti.
Complimenti. Io ho fatto il viaggio fino a Colonia con un'Anaconda da 70, 65, 70 light years, una roba del genere, sulle Neutron Star, sono le dirette, i video fatti in precedenza, e ti giuro è stata un'agonia. Un'agonia. Riuscire a fare il viaggio di ritorno è stato salvifico perché, perché, vabbè, dai, è il momento di reimpostare un po' di cose, mamma mia. Dicevo, sono stato fino a Colonia e al ritorno e vi dirò, eh, eh, mamma mia, complimenti, complimenti davvero. Per me è stato problematico e ti dico, il viaggio a Colonia e ritorno mi ha fatto quasi uscire dal gioco, mi ha fatto quasi pigiare il tasto disinstalla, basta, vai a fare altro. Cosa è stato un po' tossico per me personalmente. Ore e ore e ore lì a tuf 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 tuf. Sapete, neutron plotter, incolla, vai, fai il jump, fai benzina, neutron, cioè ah, per me. Dopo c'è chi si diverte ad andare in esplorazione, e i viaggi non serve neanche tanto tempo, tutto sommato, perché in qualche ora ci siete, in qualche ora siete tornati indietro, Poi ci prendete la mano, ci sono anche dei tool che vi consentono di tenere la rotta, eccetera, eccetera. 20.000 tonnellate di trizio, mamma mia. Ehm, Se andavi con una nave normale, te la godevi un po' di più, secondo me. Comunque, tornando al discorso Fleet Carriers, apro e chiudo una parentesi, a mio avviso avrebbero dovuto essere legate allo squadron, avrebbero dovuto avere 10.000 light years di jump range minimo, tra i 10 e i 15.000 in base al tipo di moduli caricati dentro, ed essere delle fortezze per gli squadron, nonché degli hub. Ok, quindi un motore a curvatura che mi teletrasportava direttamente alla Fleet Carrier e dalla Fleet Carrier al mio punto precedente, qualcosa del genere. Sarebbe stato più bello, secondo me. Il problema è che i notables del fenomeno sono davvero rari e tutto sommato poco vari. In viaggi del genere dovresti trovare un po' per caso girando, così ti passa meglio, sì. Il ritorno da Colonia è più veloce, in realtà ti compri un Sidewinder, ti fai esplodere, decidi di spawnare senza ricomprarla, ti fa respawnare in bolla con un Winder e da lì fai il transporter. Ah sì, beh, ok, è un altro modo. Ovviamente perdi tutti i soldini e i dati di viaggio, eccetera, eccetera. La tua nave è rimasta a Colonia. Sì, poi fai il transfer e spendi un po' di cucuzze e te la riportano di qua. Sono stato a Sagittarius con una Explorer non ingegnerizzata, all'epoca non esistevano 31. Mi ricordo i tempi senza ingegnerizzazioni e senza Neutron Star. Cioè lì c'è. Complimenti ragazzi, chi ha fatto quei viaggi all'epoca era veramente tosto fare quei viaggi all'epoca. I dati li vendi a Colonia. Sì, 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 beh, certo, per l'andata, per il ritorno, poi te li perdi comunque, vabbè. Fai qualche missione e te li rifai, non è così prioritario, per carità. Però se uno ha fretta è un ottimo consiglio da seguire. Se avete fretta di tornare indietro, forse avrei dovuto farlo anch'io, sinceramente. Ho deciso di fare il viaggio proprio così come, diciamo, previsto dal gioco, e è stato un problema per me. Comunque, chiudiamo la parentesi, ormai è fatta, sono tornato, sono qui pronto a fare altre cose, dai. Adesso attracchiamo velocemente, anche qui tempo, 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 tempo. 26, pad 26, dove sei pad 26? Qui sopra? Sì, sembra lui anche se è un 28, no, è un 26. Mamma mia, sto font. Ok, allora ripariamo la nave dopo averla cozzata a destra e a manca e cerchiamo di andare a vedere. Allora,
Una settimana e mezzo per andare e 3 giorni per tornare perché c'era una community goal per l'esplorazione. Ah, ok. Mamma mia. Eh sì. Questo è un altro, secondo me, delle cose belle, barra problema del gioco. Voglio fare quel community goal, voglio fare quella cosa solo per andare da qui a lì, dove fare le cose. Questo intermezzo temporale è brutale. Per poi dire anche devo tornare da qui a qui, devo trovare dei sistemi, tipo quello elencato e descritto da Matrix Morpheus prima, per poter recuperare un po' di tempo indietro. Che dal punto di vista simulativo è giusto e corretto. Dal punto di vista è un gioco, ripensiamoci. E che poi fondamentalmente anche nelle mie riflessioni personali, appunto titolo della diretta, è il problema di Odyssey. Non è tanto fare le cose, è il trovare dove, è il trovare il dove farle. Perché devo perdere tutto sto tempo a cercare il settlement giusto per fare questa cosa? Se vado sul sistema militare, datemi le missioni militari. Se vado sul sistema industriale, datemi le missioni industriali. So che le missioni su settlement industriali ho materiale industriale, quindi grafene, carbon fiber plating, titanium plating e il drop generale. Ok? Fine. Easy. Easy. Ecco. Basterebbero questi piccoli aggiustamenti per cambiare il gioco da così a così. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Biologico, biologico, sintetico, research, medico, armament. Allora, vediamo se ho ragione o se il gioco mi dice di no. Allora, Grabbis Armament. Dobbiamo andare a Aorun. Ricordatevi questa cosa. Aspetta un attimo che me la segno. A Aorun 7 e a Grabby. A Grabbis Armament. Non sto accettando la missione. Sì, Matrix assolutamente d'accordo. Sono passati tot anni, dateci la possibilità di avere questi jump. Come parlavamo prima, i mini jump all'interno del sistema, i big jump tra Colonia, Sagittarius, tra la tua nave e il jump gate più vicino. Date la possibilità ai giocatori di tagliare sti tempi morti e di giocare il gioco. Ok? Questo è quello che era un po' il mio discorso. Perché non posso. Non voglio comprare i trade data, voglio comprare gli exploration data. No? Non posso più comprare gli exploration data, ragazzi. Cioè, sono attraccato a un sistema a 7 light years di distanza. Non posso vedere i system map. Vabbè, questa è una feature comoda, copy system name. Qui forse? Conda 72. Ho la conda da 72 di salto, ma non ho la minima voglia di esplorare ancora in questo periodo. Mi vengono i brividi pensando quanti salti dovrei fare. Sì, 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 ti capisco. Beh, dopo ovviamente ognuno di noi cerca il suo percorso all'interno di questo gioco. Magari Raxla è un gate warp, chi lo sa, tanto finché non viene scoperta non lo sapremo mai. Allora Matrix, io temo da tanto, parlando anche con Alfeto e con altri esploratori, temo che quel sistema ci sia, ma non sia visibile all'interno del gioco. Perché fin tanto che ci saranno giocatori che lo stanno cercando, ci saranno giocatori che lo cercano. Quindi player retention. Personal opinion.
Eh sì, e con Matrix non potrei essere più d'accordo che con te. Vabbè, andiamo a vedere Aurun, tanto dobbiamo andare a Aurun 7, non ho nessuna informazione su quel sistema, né posso comprarle. Una volta si poteva, non so perché qui non si possa. È a 7 light years di distanza. Scusate. Cioè, e poi ci lamentiamo. No, uno screenshot a questa cosa. Vediamo fin dove riesco ad arrivare. Ok. Ecco qua. Ed ecco perché ogni tanto vedete quel flickering a monitor. E posso fargli uno screenshot? No, deve essere proprio ok, in questa posizione. Print screen. Poi ci domandiamo perché gli FPS sono bassi. Il cooling viene fatto sugli elementi dello spazio del hub, ok? Della stazione dove siamo, ma non dello spazioporto dietro. Perché vedete, lì sopra c'è lo spazioporto e quindi qui sono stati messi gli ascensori in questa posizione. Non dico niente. Ragazzi, non dico niente. Screenshot per la prossima diretta. Per la thumbnail. Si renderizza tutto. Allora, hanno inserito un po' di cooling. Io vedo delle cose che sono state un po' ottimizzate nell'ultima patch. Qualcosa è stato ottimizzato. Ma quella cosa che avete appena visto vi fa capire. Sì, esattamente. La galassia non è ancora stata esplorata, servirà veramente talmente tante ore uomo per fare l'esplorazione completa di tutta la galassia che penso da qua ai prossimi launch, che da qui ai prossimi 10 anni potremmo, ma serviranno altri 100 anni, quindi sarà difficile, però ci sono persone che in base al lore, dei fan molto affezionati al gioco, in base al lore e anche in base alle loro conoscenze astronomiche, hanno portato avanti delle ricerche e boh, non hanno avuto neanche un hint o qualcosa, cioè, boh. Io penso che, come dicevo prima, è un gioco che ha un potenziale meraviglioso, ma veramente enorme. Se solo si mettessero il cuore in pace e cominciassero i dev, ma non tanto i dev, i decision maker, li chiamo dev, ma sono i decision maker, chi prende le decisioni dentro Frontier, si mettesse un po' la mano sul cuore e dicesse lasciamo giocare questi ragazzi, piccoli quality of life improvement, sistemiamo un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro, mettiamo Raxla, riprendiamo in mano la storia dei Targoid, la inseriamo con un senso, scaliamo indietro tutta sta boiata dei settlement e tutto il resto, la rivediamo con meno missioni fatte meglio, meno grinding fatto meglio, quindi magari mi servono sempre i 10 materiali, ma per fare i 10 materiali io non vedo l'ora di fare le 10 missioni per fare i 10 materiali. Ok? Fate delle belle missioni, i materiali sono la ricompensa della missione, punto, non un RNG in giro. Potrebbe essere, no? Cosa ne pensate? Questa è la mia idea, poi lascio a voi. Adesso dobbiamo andare a Aurum, qua, Aurum 7. System up, ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. F, E, A, B, C, D, E. Ok. Dovrebbe essere questo. Vediamo se sono stato bravo. Quanto distante è? Cazzuola, non avevo neanche guardato. 2400, dai, fattibile, senza problemi. E appunto, riferendomi al discorso di prima, Tuk, mini jump, carico, pam, parte la lane. Magari non ho il trasbordo istantaneo, ma ho tipo un super cruise, dai, qualcosa del genere. Targoid in FPS? Ho un misto di eccitazione e di terrore riguardo a questo. Allora, rumor, sono stati trovati dei modelli 3D di qualche Targoid a piedi, rumor.
Manca la faccio un step back che rispondo a Matrix, manca la comunicazione, fanno quello che gli pare e non ascoltano quello che gli chiedono i giocatori. Sì. Hanno la loro idea, hanno la loro visione, dicono così deve essere fatto, sono io che comando, sono io il capo, questa cosa deve essere fatta così. Il problema è che è vero, ma siamo noi che giochiamo e se la fanbase, la player base gli girano i maroni, puoi dare tutti gli ordini che vuoi. E dispiace cazzo, perché è bello sto gioco. Ci si potrebbe divertire veramente a sbrega qua dentro. Comunque, andiamo avanti. E sì, di rumor, non dico altro anche perché non ho nessuna informazione precisa a riguardo, però ho visto con i miei stessi occhi, per fare un po' dare un po' di teatralità alla cosa, ho visto con i miei stessi occhi i modelli 3D dei Targoid, quindi non so se sono fake news o altre cose, però qualcosa sembrerebbe di... Allora, Auron 7E e... no F, 7E, ok, ok, ci sta. Vediamo se trovo già Grabby subito. Eccolo qua, Grabby's Armament. Questa missione, questo è un settlement da missione che abbiamo visto prima. Non ho preso la missione, quindi sto facendo una cosa che ho provato a fare l'altra volta. Adesso la provo in diretta così ce la guardiamo. Erano stati leakati anche i nuovi sì, esatto. E lo Scorpion SRV, ma anche l'SRV, quello grande per le navi large e tutto. Visto niente. Quindi per questo dicevo all'inizio anche della diretta che secondo me Frontier avrebbe fatto meglio a fare a step e un season pass. Sì. Sull'aggiunta delle navi non lo so, ne abbiamo già tante. Io non sento lo bisogno di nuove navi. Però il power play sì. Allora, diciamo che c'è tanta carne al fuoco, ma non c'è nessun piatto fatto sul bancone. Tanti ingredienti buttati lì, alcuni cotti bene, altri cotti male. Mi piace fare gli esempi culinari, i paragoni culinari. Comunque, tanti ingredienti, alcuni cotti bene, altri bruciati, altri proprio non cotti o quello che sia, però non c'è un piatto fatto e finito e completo. Sono tanti ingredienti messi lì. Qualora Frontier riuscisse ad ascoltare la player base e riarrangiare questi ingredienti in un piatto fatto e finito, ok, cacchio, mi sembra di essere a Masterchef, ok, comunque dicevo, qualora riuscissero a mettere le salse al posto giusto, unire capre e cavoli, dai, adesso sto scherzando, ok, qualora riuscissero a collegare bene tutti questi ingredienti assieme, questo gioco veramente decolla, però devono imparare ad ascoltare. E soprattutto io vorrei prendere uno dei decision maker e metterlo un mese qui davanti a giocare e dirgli devi fare questo. Perché? Perché l'hai implementato nel gioco. Provaci. E senza internet e senza Google sei tu che hai deciso di fare le cose, quindi dovresti saperle come si fanno. Quindi senza Google, senza internet, senza niente, te ne stai lì e provi e passi sulla tua pelle quello che stai facendo passare ai giocatori e poi mi dici se è divertente o meno e se non faresti delle modifiche. Questa è la mia idea. Riflessioni. Oggi è giornata di speculazioni. Vabbè, lo è spesso nelle mie dirette, per carità. Comunque, vabbè. Anche perché cosa ti resta da fare mentre fai queste cose qua? Cioè, il controllo è minimale, devi solo fare attenzione ai numerini che siano entro il range opportuno. E dopo stai lì e aspetti. Sì. La parte simulativa è anche bella, ci sta, non è che... però forse usare l'Apex può essere più d'aiuto. Ho spento le luci, ok. Mi sbaglio sempre sti tasti. Ok. Allora, come vediamo abbiamo un bellissimo settlement militare qui con 1, 2, 3 edifici da ci sono anche dei nemici in giro, sì, subito, ovviamente.
E io adesso vado in Pigro Mode. Volete vedere cos'è il Pigro Mode? Pigro Mode. Ok, questo è il Pigro Mode. Ah. Mi sono preso una multa perché... Vabbè. Ok. Vabbè. Ho preso una multa perché ho fatto pad loitering. Quanto mi piace il pigro mode. Dove ti nascondi? Eccoti là. Ok. Li abbiamo presi tutti? No, ce n'è uno, ok. Ne lascio lì uno, due? Quanti sono? Tre. No, 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 troppi. Ne voglio lasciare uno perché devo provare un'arma. Ok. Fatemi mirare bene che... Ok, ce n'è un altro anche qua. Vabbè, anche se ne restano un paio dovrei riuscire a farli fuori un paio. Ok. Allora, il settlement adesso, come potete vedere, è diventato rosso. Perché abbiamo colpito qualcosa del settlement. Quindi, se riattivate il power, le torrette vi spareranno. Allora, fate attenzione a spegnere le torrette nel command center se dovete riattivare il power dopo aver fatto una cosa del genere. O chi se ne frega, andate via, pagate la multa e finisce il discorso. Non state neanche a perderci più tempo a giocare eticamente perché o con... no, non sparo perché non è giusto sparare a queste cose e... Giocatevela così, insomma. Dai. Fate prima e fate meglio. Ok, ho il mega fucilazzo. E questo? C'era una canzone una volta che diceva una cosa del genere, che era riferita a questa cosa, faccia in su, scusate, faccia in giù deretano in su. E lascio a voi il trovare che canzone era. Traducetela in inglese e via. Sì, 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 sì. Sì, assolutamente. Li trovate con la bava alla bocca dopo 2 giorni che provano il loro stesso gioco. È un grande gameplay, sì, 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 esatto. Sì, 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 sì. Butta dentro i Dumbfire Missile e divertiti a sparare dall'alto. Tra l'altro, parlavamo anche su Discord delle Conflict Zone e le Conflict Zone si fanno così. Nave, missili. Wow, quanti ce ne sono ancora? Ne ho lasciati parecchi in vita qua. È vero, è potente sto fucile. Vacca boia. Sì, magari se attivo anche gli scudi forse è meglio. Sì, non male, non male, non male davvero. Anche se, non lo so, sto cominciando a preferire armi che fanno più colpi da meno danni che non armi che fanno tanti danni con meno colpi. Comunque, vabbè, uno, due e... Sarebbe bello vedere le traiettorie delle granate.
Magari potenzierò sta pistola qui. Non è male. Ok, dovrei averli fatti fuori tutti, sti cicciopanzi. Sì. Sì, 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 sì. Bella sta arma, tutto sommato può essere un buon setup. Ah, sì, 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 assolutamente. Infatti adesso vado a clonarmi un po' di... Yeah, grafene! E vai. Allora, andiamo nell'habitat qua. Vediamo se posso entrare da qualche parte. Altri nemici non ne vedo. Dove cazzuola è l'entrata? Ok. Allora, questa cosa che sto facendo qui è per evitare di dover finire in settlement popolati, quindi con gente dentro, e di dover fare tutte le cose di straforo a destra e a sinistra. Quindi qui potete venire su un settlement già predisposto per una missione e trovate i nemici da battere invece di dover fare quelle robe tipo sneaking che abbiamo visto nelle altre occasioni. Allora. No, 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 no. Vediamo cosa troviamo qui. Grafene. Grafene. Sacco di grafene, finalmente. Ok. Qua cosa abbiamo? Personal document, personal document, personal... Schifezze, schifezze. Questi magari potete venderli, fate un po' di soldi. Health monitor mi serve. Health monitor mi serve. G-mezzo, le prendo solo perché sono qua. Ok. Ok. E dopo, vabbè, basicamente il game loop è questo. Andate su settlement. Allora, se fate così, non perdete la missione qualora vi ammazzano o cose del genere. Quindi è una cosa molto 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 comoda. Optical lens, utili. Non so cosa servono, io dico utili ma non so che cacchio servono. Ok, e finora, ok, l'habitat, andiamocene fuori. Sbagliato. Ah. Ok. Non sto prendendo su tutti i materiali perché sennò mi si spama l'inventario alla grande. C'è un sacco di roba e di armadietti qua dentro, ma non so quello che mi serve. Dai. Ah, ok. 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 E là. E qui inizia un po' la monotonia. Perché cosa fate? Appena passate la fase di trovare il settlement giusto e iniziate a dire ok, faccio i materiali, tutta la caccia ai materiali è questa cosa qua. Ok, andiamo fuori da di qua. Diciamo che ovviamente l'habitat non è il posto migliore per andare a trovare weapon schematics, suite schematics, ma ogni tanto ci sono però. Ok, ciao Ray, benvenuto, benvenuto nella diretta. No, sto andando a caccia di un po' di weapon schematics, suite schematics, nella speranza di trovare carbon fiber plating e altri materiali che mi servono. Carbon fiber plating sto facendo una fatica atroce a trovarli. Il grafene invece sto vedendo che in qua in là si trova. Appunto, basta dirlo. Ok. Ok, probabilmente qua dentro ho delle ricariche per la tuta, perché questa è l'ultima cella di carica per la tuta che ho. Mi sono proprio messo in spapparatatazza. Ah.
Questo succede perché, come diceva prima anche Matrix, il nostro livello è 0, questa è una porta di livello 1. Io posso anche ricaricare una porta di livello 1, ma non ho il livello per entrare, quindi devo fare l'overload o clonare un profilo e quindi poi posso tranquillamente entrare. Queste mini meccaniche sono anche carine, queste meccaniche di gioco. Tutto sommato non mi sono dispiaciute, devo essere sincero. Lo dicevo che Odyssey non è che sia tutto il male e tutto malvagio, c'è anche delle cose belle. A parte la mia telecamera. Uno e due. Ok. Vabbè, finisco velocemente questo settlement e dopo vado a chiudere la diretta, anche perché sinceramente devo muovermi a fare altre cose, sennò poi Virgi mi dice un sacco di parole. Lo dico sottovoce che così non mi sente. Tanto mi sente lo stesso, me le dice lo stesso, però è bello provarci. Che settlement sfigato comunque, anche se è un armor, è un settlement militare. Sfruttiamo al meglio tutte le celle energetiche che abbiamo. Ah. Ok. Adesso ho fallito la missione, quindi non riattivo per nulla al mondo questo coso, ma in teoria qui una volta, eccoli là, c'erano dei locker. Weapon Schematics, finalmente. Questo dipende tutto dall'RNG, potete trovare un armadio pieno di quella roba come uno come nessuno. Non so cosa servono quei robi, ma sembrano fighi e quindi li prendo su. Ok. Eravamo già stati qua sopra? Mi ricordo, non mi pare però. No. Allora, Frontier, sistemate sto robo perché è veramente fastidioso. Fatemi fare il mio giretto, basta, fine. Star là a mirare il pixel che ho mancato è fastidioso. Dovevo clonare un profilo prima. Ok, non posso fare il trucchetto con l'overload. Vediamo se ne è valsa la pena sprecare tutta quell'energia. Per ora no. Assolutamente no. Non è assolutamente valsa la pena sprecare tutta quella carica energetica. E comunque così, niente, girate il settlement e continuate a personal document. Ma che sfiga! E pregate il vostro RNGesus, come dicono gli americani e inglesi. Ciao Shadow, grazie, grazie, ci vediamo alla prossima. Devi farlo lentamente, se no non scalda il metallo. Esatto, esatto. Più che altro è un minigioco in cui lui legge i pixel che noi passiamo sopra e devi stare là un attimino per fargli leggere tutta la parte qua. Allora, ci sta, l'avrei fatto un po' più veloce. Aia, aia, no. Oh cacchio. Ok, stiamo per morire, ve lo dico già. Se non trovo una cella energetica da qualche parte, sono morto. Ecco. Quindi ci vedo una Madonna. Non ho neanche una minimappa. Ok, sto esaurendo l'ossigeno. Ecco perché non esaurivo mai l'ossigeno.
che meccanica molto strana. Guardate come va giù adesso l'ossigeno. Follia. Ok, stiamo sperimentando un'altra delle meccaniche assurde di questo gioco. Cioè io ho l'ossigeno al 100% finché ho elettricità nella mia tuta. Quando finisco l'elettricità della mia tuta comincio a finire le bombole di ossigeno. Non mi piace. E guardate quanto veloce va giù. Cioè, in una tuta spaziale. Oh. Che culo. Qualche secondo dopo e morivo per una boiata del genere. Allora, qualcuno dovrebbe spiegare ai cari signori di Frontier che una bombola d'ossigeno non si esaurisce in 3 minuti. 2 minuti e mezzo. In una tuta spaziale? Allora, o mettete più ossigeno che si consuma e si riempie in base a dove sono, o se ho la tuta che gestisce le cose in questo modo, che prende l'ossigeno da non si sa dove, l'ossigeno di backup almeno 5-10 minuti dovrebbe resistere. Cioè una tuta che mi deve tenere vivo su un pianeta. Capite perché dopo mi lamento, perché dopo giustamente mi dite cazzo virus, ti lamenti ancora di qua e di là, di su e di giù. Ma non ha, perché non ha nessun senso queste cose. Adesso ci è andata di culo e ce l'abbiamo fatta. Ma voi pensate, magari ero più distante e non ce la facevo, ok? Perché? Perché cosa, una bomboletta di ossigeno grande così per durare 2 minuti? Cioè io sono sconvolto a volte con chi decide questi valori e queste cose. Ok, ok, hai un po' di overtime, per carità, per carità. Eventualmente lo proviamo quello che sia. Però Frontier sistema queste cose, ti prego, sono queste le cose che fanno incazzare i giocatori. Comunque non hai una bombola grossa, per questo sì, 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 assolutamente d'accordissimo. L'energia della tuta serve per tutto. Per tutto. Lampada, generazione di ossigeno, taglio dei materiali, power e tutto quello che sia. Bisogna gestirla bene, farci molta attenzione. Ma io non posso credere che in una tuta spaziale la bombola di backup non mi duri almeno 5 o 10 minuti. Per avere una bombola che mi dura 5 o 10 minuti basta una bombola, ve lo dico, di queste dimensioni. Non è grande. Ok? In situazione di backup, ok, l'atmosfera che io ho rimane quella, mi viene attaccato un respiratore dalla bombola di backup e io con una bombola, cioè prendete le bombole dei sub, ok, una bombola di un sub è più o meno, ok, grande, diciamo da qui al mio metabraccio, di qua, ok, a metabraccio, quindi è circa 1 metro di lunghezza e vanno giù per ore, un'ora e mezza, in base a quello che stanno facendo, ok? Una bombola in un sistema del genere, il 3300, penso che almeno 5-10 minuti di default dovrebbero darlo, secondo me. Assolutamente ci sono delle ingegnerizzazioni per ampliare lo spazio della bombola, in modo che per qualcuno che ha deciso quei 2 minuti, tu devi fare 1 mese di grinding e di farming, sbloccare l'ingegnere e metterti più ossigeno nella bombola. Player retention fatta male. Se una tuta di grado 1 cambia da un grado 2 senza ingegnerizzazioni. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Poi ci sono tutte le meccaniche che portano e mettono una pezza. Questo, ragazzi, è un tipico di esempio di crea un problema per vendere la soluzione. Qualcuno ha deciso quel valore, ha creato il problema in base al valore che ha deciso e ha venduto la soluzione tenendoti incollato al gioco per farti credere che l'ingegnerizzazione serva a darti quel qualcosina in più, quando nel 3300, stando all'interno dell'ambientazione di un gioco coerente e onesto, questa cosa non sarebbe mai successa e tu l'ingegnerizzazione l'avresti fatta perché per espandere l'ossigeno della tua tuta l'avresti fatto, ok, per poter esplorare delle zone altresì inesplorabili con una tuta base o con una bombola base. Perché?
perché morire per asfissia per 2 minuti di ossigeno su una tuta spaziale è follia. Riflessioni di Virus 101. Poi, sinceramente, cosa volete? Ci sta l'ingegnerizzazione? Sì, ma serve anche lo scenario dove usare l'ingegnerizzazione per la tuta. Quindi perché devi rompere i maroni al giocatore con queste boiate? Perché non hai voglia di inserire i contenuti o non hai testa per inserire i contenuti che dovrebbero esistere qua. Ritornando al discorso e poi chiudo perché ormai ci siamo, ok? E crea il problema per vendere la soluzione, ok? Ma facevate un season pass e tutte queste cose venivano sistemate a volo. Chiamate dei veri giocatori a prendere queste decisioni, a decidere queste meccaniche. Ascoltate quello che scrivono nei forum, ok? Che è la cosa migliore che potete fare voi sviluppatori, ok? Se non volete ascoltare, chiudetevi in una stanza e giocate al vostro gioco e provate a fare voi quello che state facendo fare agli altri. Ok? Penso sia l'unica cosa per far capire ai decision maker che certe cose vanno bene e altre no. Poi ovviamente alcune sono opinioni personali, ma obiettivamente parlando, in termini di ambientazione, in termini di gioco, in termini di logica e di criterio, di buon senso, una tuta spaziale non può avere una bombola di backup di 2 minuti. Devono essere almeno 5 o 10. Ok. Oppure fai energia e ossigeno separati. Io costantemente consumo la bombola di ossigeno e quando entro in pressurized environment la ricarico. C'è un mini compressore che mi ricarica l'ossigeno della tuta. E l'energia è un'altra cosa. No? Idea mia personale, poi cosa volete? C'è qualcosa dove posso traccare? Sì, qua. Ok. Quindi diciamo che ci sono milioni di modi diversi con cui si possono fare queste cose. Fatte bene, con logica, criterio, un senso e spingi il giocatore a migliorare. Perché? Perché gli dai un ambiente dove fare queste cose. Senza ingegnerizzazione non posso correre tutta la caverna per arrivare alla fine della caverna, con l'ingegnerizzazione posso farlo. E allora lo faccio l'ingegnerizzazione, da giocatore ho un obiettivo. Ok? Bene. Ok. Ciao, ciao Nemo, benvenuto, grazie per essere passato. Bella lì. Eccoti qui finalmente. Allora, io adesso sto andando verso Piles Landing, da un po' che sono in diretta, le dirette si sono allargate da 1 ora a 2 ore. Cioè, guardate, mediamente sapete che faccio un'oretta di diretta, su Elite si sono duplicate, si è duplicato il tempo per farvi vedere anche delle cose e per cercare di riuscire a fare qualcosa in questo gioco. Da 1 ora a 2 ore. E in 2 ore di gioco ho trovato solo un po' di grafene. Fine. Dei materiali che stavo cercando. Carbon fiber plating ancora niente all'orizzonte e via. E quindi, mentre mi avvicino a Piles Landing, ragazzi, rallento un attimo i motori, comincio con i saluti finali perché sono purtroppo già passate 2 ore e dico purtroppo perché avrei voluto veramente trovare del carbon fiber plating per poware un po' di più qualcosa tipo la Maverick Suite, al portarla almeno a livello 3, ma dovrò tornare a Poticinki Station a 250.000 light second di distanza dal drop point, scusate, dall'entrata sul sistema, che dire. Qui ci siamo. Questo è un po' la mia esperienza all'interno di Elite Odyssey, le mie riflessioni di oggi a fronte di una partita che ho cercato di fare anche ieri e cose che sto cercando veramente di riuscire a fare oggi. E di certo non pretendo di schioccare le dita in 2 giorni, avere le armature livello 5, tutte le armi, tutti i potenziamenti, per carità. È giusto giocare, è giusto divertirsi, ma questo game loop proprio non riesco a. Sì. Infatti prima ne avevamo trovato anche la Dominator Suite di grado 3 e comprata subito al volo senza neanche pensarci. Vediamo i loadout. Ok. Dov'è?
Devo andare in manage loadout. Ah, forse non ho fatto loadout? Vediamo new loadout. Sì, eccola qua. Perché non ho creato il loadout con la Dominator Suite. Però a sto punto, visto che ci siamo... Perché? Ah, vabbè, farò il delete del loadout e lo rifaccio. Comunque, sì, eccola qui. Questa è stata comprata prima in stazione. Sì, esatto, devo creare il loadout. Non ho ancora preso gran confidenza con questa interfacce. Prima o poi, un po' di trial and error un po' dappertutto. Comunque dai, ragazzi, su queste immagini vi saluto. Grazie a tutti per aver seguito questa diretta di Virus 101 con finalmente la sua mag da diretta. Adesso è vuota perché ho finito tutto qui e andrò a recuperare un po' di liquidi dopo e niente, lasciatevi nei commenti del video cosa ne pensate, quali sono le vostre esperienze a riguardo di questi game loop e anche magari anche dell'ossigeno come abbiamo visto prima, come sono quello che è stata un po' la vostra esperienza e le vostre opinioni, impressioni. Ho la gola che è completamente rotta adesso dopo 2 ore e sinceramente ho bisogno di un attimo di pausa. Vi ringrazio calorosamente per aver seguito questa diretta. Riprenditi in tutta tranquillità. Grazie Matrix. Sì, sì, sì. Adesso un attimo di pace e di relax. Dopo andrò a vedere un po' e provare altre cose su Elite Odyssey. Le vedremo anche in diretta. Non è detto che porto video su armature di livello 5 o altre cose. Arriverò fin dove riesco ad arrivare e poi avrò altri giochi da portare. Dai, sapete che Elite non è l'unico gioco che esiste su questo canale e mi sarebbe piaciuto fare il canale dedicato interamente ad Elite, però ho preferito variare anche un po' sul tema tra i giochi spaziali e altri tipi di giochi. Se riesco ci sarà un'altra gran sorpresona appena partono i Summer Sale di Steam. Per il resto, grazie a tutti ragazzi, buon proseguo, buon weekend, ci vediamo la prossima settimana e spero di portare anche Virgi con PUBG come mi avevate chiesto. Un caloroso saluto e un ormai consueto transmission out.